Un appuntamento annuale, quello della festa del ciao. Così ottobre-novembre ci si rincontra e si traccia il percorso per il nuovo anno di attività, di incontri, di formazione, che rimane sempre una sfida importante per tutti, per i giovanissimi, per i ragazzi, per i giovani in particolare. La formazione alla vita buona del Vangelo, che raccoglie poi tutto, le relazioni, l'impegno ecclesiale, l'impegno sociale, e veramente c'è spazio per tutti. Non sembra così a volte, perché ahimè le discriminazioni e le esclusioni ci sono, attraversano le nostre strade. Allora ecco, impegniamoci quest'anno proprio sotto questa direttrice, con questa apertura. Poi quest'anno, oggi celebriamo qui a Ragalmuto la festa del ciao per la diocesi, nel giorno in cui si celebra la giornata per i poveri. Forse dovremmo anche imparare a dire con i poveri, perché non sono un oggetto, rimangono un soggetto importante, anzi sono la presenza di Gesù, presenza privilegiata in qualche modo. Quello che avete fatto ciascuno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. E allora in questo c'è spazio per tutti, ecco, accogliamo soprattutto quelli che non ci sono. Coniugare questo spazio, ce l'ha indicato la giornata di oggi, che nel cuore di Dio c'è spazio per tutti, ma questa giornata ci ha anche indicato proprio che ciascuno di noi nell'impegno nella società e con l'altro deve fare proprio spazio per chi ci sta accanto, spazio anche con un sorriso, spazio con una carezza, spazio cercando di fare anche accoglienza, e penso che il cammino formativo dell'Azione Cattolica questo ce lo indica.